È una prerogativa del segretario scegliersi il vice e mi fermo qui, nel senso che non è che cambio identità in base ai vice segretari, cioè penso che noi abbiamo una missione che è quella di rappresentare le diverse identità di questo Paese. Vannacci o non Vannacci, Luca Zaia dice di rimanere leghista nel DNA e lo fa parlando da Roma tra un appuntamento e l'altro, su tutti quello del Consiglio federale della Lega, e questo nel giorno in cui dalla consulta arrivano le motivazioni della sentenza sullo stop al terzo mandato, divieto che viene ribadito e subito vincolante. Non servono, per intendersi, leggi applicative né nazionali né regionali, in quanto principio fondamentale. Inevitabile quindi per i giornalisti, anche romani, chiedere al diretto interessato cosa c'è nel suo futuro immediato, visto che si voterà in autunno. In Lega c'è un mantra, il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto. Le riserve per il governatore uscente saranno sciolte al momento debito, per ora nessun commento, se non laconico, anche alla candidatura di Flavio Tosi come presidente, avanzata da Forza Italia. Io non leggo assolutamente provocazione, nel senso che non mi occupo di questo, saranno le segreterie a confrontarsi su questo, poi io dirò la mia opinione alla fine come penso sia logico. Zaia che però rilancia sul fine vita ed entra a gamba tesa sugli imminenti referendum. E ricordiamo ai cittadini che perché il referendum passi bisogna che ci siano il 50% più degli elettori che ci vada. E allora il referendum è valido. Quindi io non parteciperò alla formazione del quorum. Come hanno fatto loro per altre cose, ad esempio per il mio referendum per l'autonomia. Ma le partite sono molteplici, ancora aperta quella sulla possibilità di terzo mandato per gli assessori regionali, che passa invece per i capoluoghi di regione. Il presidente Zaia e il segretario Stefani hanno detto che si deve togliere il limite dei 2 mandati agli assessori. Io sono abituato a prendere in parola quanto mi viene detto, sono uomini di parola e quindi per quanto mi riguarda verrà sicuramente tolto. Quanto al generale delle polemiche, bulldog marcato, più che telegrafico, è lapidario. Io su Vannacci non spreco neanche un secondo della mia vita.